Allora, oggi, tra l'altro, parliamo di un argomento che è piuttosto, come dire, controverso. Perché? Perché parliamo delle finiture e le finiture, insomma, spesso sono creative, molto creative. Poi c'è un altro problema sulla finitura e uno fa un lavoro meraviglioso, poi lo va a finire, se sbaglia la finitura è un disastro. Quindi meglio essere preparati, cercare di andare a capire bene cosa fare e correre pochi rischi, perché poi alla fine in qualche modo voi vi arrangiate sempre. Però questa sera cercheremo di mettere chiarezza su quelle che sono le nostre indicazioni per rendervi la vita semplice. Poi voi non amate le regole, quindi quello che dico io non vale niente, fate tutto quello che volete. Create, costruite, sperimentate, però partire da un presupposto, quello che sono le nostre esperienze e i nostri consigli. Bene, a questo punto cosa facciamo? Io direi possiamo partire a parlare di estasi, no? Perché noi abbiamo iniziato questo ragionamento ripartendo da estasi, cioè parliamo di finiture, ma l'argomento trainante è estasi di marmo, è il prodotto del momento, il prodotto chiacchierato, tutti vogliono provare, qualcuno sta facendo qualche corso, molti stanno sperimentando, bravissimi, ce la potete fare da soli. Io ho visto tanta gente farlo da solo e ci riesce. Ho visto i miei ragazzi che hanno imparato, fanno dei bellissimi pannelli, quindi potete sicuramente anche voi farli. Siamo passati alle finiture perché quando abbiamo fatto il corso di estasi non abbiamo fatto vedere le finiture. Adesso vi facciamo vedere le finiture. Quindi partiamo da dove vi ho lasciati. Io vi ho fatto vedere come fare estasi. Adesso vi faccio vedere un piccolo video, cortissimo, che vi fa vedere la preparazione per finire estasi di marmo con ipervetro. Tanto io mi trasferisco e vi faccio vedere la famosa parete di cui andremo a parlare. Allora, adesso quello che dobbiamo decidere è come finirla, giusto? Tu cosa ne pensi? Sì, si potrebbe finire con cera, con Savondò, oppure secondo me, essendo un effetto a marmo, il ipervetro potrebbe essere la scelta giusta perché riesce a dare la profondità, quindi diciamo, a completare il lavoro che è stato fatto. Ok. Quindi io la vedo, questa parete è finita, già si vede che potrebbe anche essere lasciata così, perché è totalmente traspirante, però è giusto proteggerla, no? Quindi con la cera gli diamo un certo tipo di protezione, diventa idrorepellente, naturalissima e traspirante, quindi avremmo un marmo totalmente traspirante come è in natura, no? Ma noi qui vogliamo andare oltre perché vogliamo fare anche una protezione veramente duratura, possiamo vederlo in, che ne so, in una hall di un albergo, quindi dobbiamo iperproteggerlo e allora mettiamo ipervetro. In questo caso per mettere ipervetro dobbiamo però prima prepararlo e quindi diamo una mano o due mani di vetro diluito 1,8, quindi 8 parti di acqua, una parte di vetro, in modo che blocca completamente dall'interno, quindi diventa totalmente impermeabile la parete. Allora, siamo arrivati qua alla famosa parete di Massimo Gallo, che abbiamo visto nel video. Avete visto che nel video abbiamo dato 2 mani con la spugna di vetro diluito, il nostro vetro lucido. Poi, adesso vi farò vedere la sequenza del video che va avanti e daremo ipervetro. Poi vi farò vedere una novità che è questo vetro satinato. Allora,
Qua, intanto, dopo ipervetro, abbiamo dato il vetro satinato. Guardate, uno spettacolo, cioè sopra ipervetro. Non è la sua morte, ma c'è anche questa opportunità che sopra ipervetro andiamo a mettere vetro satinato, ha un aspetto naturalissimo e molto bello. Quindi ci tenevo a far vedere questa qua. Adesso vi voglio far rivedere quest'altra, che invece è anche spettacolare, e questa è fatta semplicemente con cera. Quindi noi facciamo estasi di marmo, la tiriamo bella liscia, poi passiamo la cera e abbiamo la finitura più naturale del mondo, quindi un muro di marmo che andiamo a proteggere con una cera, quindi totalmente traspirante. Naturalmente un marmo senza aggiunte, perché l'abbiamo fatto. Qui abbiamo addirittura fatto una porta, quindi anche questo si può fare. Bene, a questo punto vi ho raccontato la storia, vi mando avanti nel video e vi ritrovo di là dove invece vi faccio poi vedere le novità. Fino a qui ci siamo. La parete è asciutta, vetro ha fatto il suo dovere, non si vede perché era molto diluito. Adesso, visto che siamo esagerati, vogliamo mettere, ci piace esagerare, mettiamo ipervetro su questa meraviglia di marmo. Ipervetro è qua che ci guarda e che ci aspetta. Ecco qua, abbiamo le due lattine, questa è la componente liquida che si mescola dentro la componente solida. Puoi partire, Massimo, che prepariamo il prodotto per l'applicazione. Questo prodotto, ricordiamo, una resina epossidica bicomponente che possiamo usare per almeno un'ora, quindi adesso lui la mescola, poi per un'ora la può tranquillamente applicare. Adesso vediamo come. Ecco, adesso è ben mescolata. Di solito ci vogliono almeno 3 minuti per mescolarla molto bene. È importante questa fase perché le due componenti messe assieme cominciano a catalizzare, quindi a creare quella reazione chimica che poi dà quell'effetto totalmente trasparente e vetroso e quella solidità che ci permette di applicare il prodotto in verticale. Direi che adesso è pronta, possiamo partire con l'applicazione, vediamo. Spettacolare, ti vedo proprio che il tuo riflesso appare come passi la spatola, è incredibile, bellissimo. No, comunque bisogna darlo un pochino abbondante che scivola meglio, lo senti come suona bene, bello silenzioso. Sì, in effetti il suono può essere anche un'indicazione di quanto materiale mettere, quindi sulla spatola. Perfetto. Ecco, poi per quanto riguarda i consumi, qua lo vedo, quello lì è 1 litro e credo che questi saranno 8 o 9 metri quadri. Penso che con 1 litro ne avanzerà ancora un bel po', quindi possiamo dirlo, su una parete liscia come questa il consumo è sicuramente superiore a 10 metri quadri per mano. Ovviamente se facessimo un prodotto, un muro più a rilievo come una pietra spaccata o addirittura uno zen, lì i consumi salgono radicalmente perché dobbiamo andare a riempire le fessure. Quindi per esempio con zen, con 1 litro si possono fare 4 metri quadri con una mano. Quindi dipende dal tipo di superficie che andiamo a
proteggere a finire. Comunque veramente questa parete è emozionante, bravo, bravissimo Massimo. Mamma mia, uno specchio questo ipervetro, incredibile. No, a parte gli scherzi, veramente adesso, cosa dici Massimo? Fine del mondo, eh? Sì, adesso abbiamo un problema con i vetrai. Esatto. Facciamo Ieri coi marmici. con i onesi, oggi con i vetrai è un problema. No, comunque niente, qui abbiamo dato una mano, ci siamo accorti che vale la pena darlo un po' abbondante, che scivola meglio, si può dare la seconda mano e proprio uno avesse fatto un danno, si può sempre poi carteggiare e riprendere in una seconda fase. A questo punto abbiamo finito, giusto? Sì, il lavoro è completato, quindi speriamo possa essere, ecco, l'obiettivo possa rimanere quello di essere utile a qualcuno che possa stimolare a tutti i pittori creativi qualcosina di positivo, possa essere d'aiuto appunto come stimolo. Bene, andare in questa direzione sempre di maggiore creatività per cogliere questa rivoluzione del momento, di questa decorazione, di questa voglia di fare cose un po' particolari. Naturalmente sempre con Segui il tuo istinto. Perfetto. Grazie a tutti, se ci avete seguito fin qua e appunto speriamo che possiate fare degli ottimi lavori con questo prodotto. Allora, vi riprendo la storia, vi ho fatto vedere il punto, quello che abbiamo raccontato fino ad oggi, e adesso vi faccio vedere le novità. Quindi, fino ad oggi, prima di ipervetro su estasi di marmo, davamo 2 mani di vetro, il nostro vetro lucido. Abbiamo fatto un sacco di esperienze, va benissimo anche con quello, ma oggi abbiamo una soluzione ancora più funzionale. Quindi abbiamo questo vetro satinato che è perfetto per andare sotto a ipervetro in questo caso. Il prodotto è più liquido e quindi lo possiamo applicare abbondantemente, viene molto assorbito e va a chiudere tutti i pori. Perché? Perché essendo istinto prodotto totalmente alla calce molto assorbente, se vogliamo un effetto di ipervetro senza nessun difetto, dobbiamo isolarlo. In questo caso lo andiamo ad isolare con questo nuovo sistema che adesso Paolo ci fa vedere. Paolo? Ok, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, a questo punto c'è qui un pannello fatto con la finitura estasi di marmo, colore da catalogo, e attrezzo di lavoro pennello, quindi pennello sintetico. Non faccio nient'altro che intingerlo e in maniera molto semplice dal basso verso l'alto vado a caricare il prodotto fino a quando vedo che ho il rifiuto del materiale. Quindi con questi movimenti dal basso verso l'alto facciamo in modo che il prodotto penetri all'interno del supporto in modo tale da saturare la calce e in 2 mani da poter chiudere la sua porosità per poi applicare l'ipervetro. Il prodotto scivola molto bene. La resa è di circa 1 litro, si fanno una trentina di metri quadri. Come potete vedere inizia a buttare fuori l'eccedenza del materiale. Un trucco per capirlo è proprio la scorrevolezza del pennello. Quando sentite che il pennello scorre bene è perché state dando la giusta quantità di vetro satinato. Giorno dopo una seconda mano per chiudere completamente poi la sua porosità.
Altra cosa, non stacco mai il pennello dalla parete, faccio in modo che scivoli tutto in modo da omogenizzare la stesura del satinato. Questa leggera patina bianca che si può intravedere ovviamente sparirà completamente in asciugatura. Ok. Allora, abbiamo qua 2 domande a cui do subito risposta. Non è meglio seguire il verso delle venature? Certo, puoi farlo, difatti Paolo voleva farlo. Gli ho detto no, fallo verticale perché così anche se ci fossero delle colature non succede niente. Tanto questo prodotto viene completamente assorbito e non lascerà nessun segno, quindi che io lo do verticale o obliquo o orizzontale non cambia nulla. Vetro satinato puro senza diluizione, sì. Questo prodotto è fatto con una tecnologia diversa, è più diciamo potente e quindi lo abbiamo dato un po' più diluito. Sulle pareti non assorbenti lui fa la sua pellicolina, mentre in questo caso viene completamente assorbito. Ecco, Paolo continua a dare sopra, ma non è così necessario. Voi dovete riempirlo bene, lasciarlo lì, poi il giorno dopo, se volete, gli date un'altra mano. Ok. Poi dice, riguardo vetro a pennello, una parete grande, quanto va a riprendere sotto non si vede la giunta. No, in questo caso la giunta non puoi vederla perché è completamente trasparente, non vedi nessun tipo di ripresa assolutamente. La diluizione, come ho detto, va puro. Per entrare in chat con tutti ci sei già. Perché è consigliato di dare vetro satinato e non più lucido? Allora, ho fatto la premessa, naturalmente a voi la vostra esperienza, vi trovate bene con vetro lucido, va benissimo. Noi qua stiamo crescendo, scambiamo la nostra conoscenza con voi. Questo vetro satinato, come ho detto, è più potente, è più liquido, quindi entra di più e chiude meglio il muro. Questa cosa è importante soprattutto se estasi di marmo è in una tinta chiara, perché dopo quando mi vado a mettere ipervetro, se non è ben isolato, magari in qualche punto vediamo qualche macchia un po' più scura e noi non la vogliamo perché abbiamo lavorato per fare una parete perfetta, avere dentro qualche macchia più scura ci disturba. Antonio Valente, si può usare come finitura? Sì, ma ti faccio vedere dopo. Ti sei collegato in ritardo, ma adesso ti spiego tutto ancora. Dopo non si vedono le strisce del pennello, no, perché come ho detto è molto liquido e viene assorbito. Già adesso si vede che non si vede niente, quindi in questo caso proprio è impossibile. Se fosse una superficie invece chiusa, quindi non assorbente, allora lì ci vuole un po' di cura perché potremo vedere i segni del pennello. Allora, abbiamo il passo dopo, giusto? Noi adesso vi abbiamo fatto vedere questo lavoro di isolamento, chiamiamolo, e adesso qui abbiamo invece un pannello che abbiamo fatto ieri, che l'abbiamo isolato con vetro satinato, e adesso vi facciamo vedere che gli diamo sopra ipervetro. Innanzitutto solita procedura. Componente A, che è quello più denso, quindi prendo il componente A, lo smuovo, quindi in maniera molto semplice si riesce a smuovere immediatamente. Una volta che è stato smosso, che è diventato un composto denso, prendo il componente B,
che è la base liquida. Verso il tutto mescoli all'interno e mescolo insieme. Scusa, dammi la voce un attimo. Prego. No, perché Dimmi. adesso tu l'hai versato Certo. prima di mescolarlo, ma anche quello là va mescolato prima di buttarlo dentro. Sì, ho dimenticato di mescolarlo. Sì, hai dimenticato di mescolarlo, per fortuna ci sono qua io. Quindi mescolate prima il componente A, poi mescolate il componente B e poi mescolate tutti insieme e agitate per bene. Una volta fatto, prendo la classica spatola che solitamente utilizzo per la terza mano di spatola Stucchi, quindi deve essere una buona spatola in modo che non si lasciano segni di lavoro. Allora, ovviamente questa azione di miscelare per circa 2-3 minuti, quando vedete che ovviamente non ci sono grumi all'interno, e poi a questo punto la mia spatola e vado a stendere l'ipervetro in maniera semplice, con movimenti molto lunghi. Vado a riempire il tutto in modo rapido. Consumi sicuramente sono minori rispetto magari a altre finiture più profonde. Per esempio in questo caso lo stendo seguendo proprio la linearità del disegno. Come possiamo fare per non far vedere le increspature che lasci per vetro? Devi applicare molto bene con una bella spatola. Se proprio non ci riesci, con una carteggiata il giorno dopo, dai una carteggiata, togli le increspature e vai con un'altra mano. Poi, dove posso rivedere le applicazioni di Estasi? Adesso ci sono già dei tutorial, ma metteremo anche questi corsi in modo che tu possa vederli tranquillamente. Si può stendere per il verso delle venature, certamente. Ecco, la domanda classica di Ipervetro: una volta mescolati i due componenti, se avanza un po' di materiale può essere conservato o no? No, se li mescoli, se devi dividere la tua latta, per dividere la latta c'è un video che abbiamo fatto che ti spiega bene come si fa e poi la usi il giorno dopo. Quando li mescoli, dopo 20 minuti, li butti. Allora, poi carteggiando non opacizza, certo, opacizza, ma poi tu gli dai il giorno dopo, gli dai un'altra mano e lo tiri come vuoi. Poi dagli anche una mano di questo nuovo vetro, se vuoi. Quindi carteggi le increspature che tu hai avuto con ipervetro e poi il giorno dopo gli vai sopra con un vetro oppure con un'altra mano di ipervetro. Quindi volevo sapere se vetro satinato si può passare a rullo. Certo, adesso dopo vi faremo vedere anche qualche applicazione, credo, a rullo. Ci abbiamo una finitura di gioia sotto, in un box doccia. Possiamo andare direttamente con ipervetro? Sì. Anche qua ti daremo, poi cercheremo di fare un riassunto. Estasi di marmo si crea con istinto, sì, assolutamente. Bene, allora qui abbiamo visto... vedi? Ecco, adesso qui spieghiamo una bella cosa, che qua si vede, no? Allora, qui noi abbiamo isolato perfettamente, però vedi, qui
evidentemente sul bordo non abbiamo isolato molto bene e ecco che si vede ancora della penetrazione, come qua sotto si vede ancora della penetrazione. Quindi che cosa succede se voi non isolate bene con il vetro sotto o vetro lucido diluito o con questo vetro satinato che è più potente? Che potete avere delle macchie più scure. Naturalmente se è una tinta chiara vi disturba molto, se è una tinta scura non vi disturberà minimamente. Allora, adesso vi facciamo invece vedere la terza applicazione di Estasi, quindi le finiture per Estasi di marmo. A questo punto quelle che proponiamo questa sera sono 3. La prima è con il vetro satinato, che l'abbiamo già fatto, questo è belle che finito, quella con ipervetro che l'abbiamo vista adesso e poi quella classica giusta, naturale, che è con cera. Quindi vi facciamo vedere ancora una volta la cera d'api, perché la cera nuova, una cera liquida, una cera profumatissima, che non ha bisogno di essere mescolata perché è già mescolata di suo e si applica molto facilmente, non lascia nessuna macchia, nessun residuo e vi dà un risultato perfetto. Non che la cera d'api non vada bene, ma questa va meglio. Vediamo. Correggo io, la cera del vecchio. La cera del vecchio, non che la cera del vecchio. Una volta tanto mi corregge, sembra giusto. Vai. È semplicissima, con una spugna stendo la cera per tutta la mia parete, quindi parliamo di una parete di 10-12 metri quadri. Una volta finita, il tempo di fumarsi una sigarettina per i fumatori, dopodiché torno dal punto di origine e con uno straccio vado a fissare la cera, la vado a lucidare e soprattutto se foste qui con me sentirete questo odore meraviglioso che darà proprio un senso di pulizia all'ambiente. Quindi prendo, intingo, 1 litro di cera, si sviluppano all'incirca una quarantina di metri quadri. Anche qua la stesura casuale, quindi sicuramente ti può venire comodo stenderla seguendo il disegno creato. Ecco, allora, intanto che lasciamo lì la cera 2 minuti ad asciugare, rispondo a qualche domanda. Allora, il pervetro può essere additivato con polveri metalliche? No, per vetro resina epossidica lasciatelo com'è che va bene. Fate vedere come fare le venature? No, però c'è un video di un corso che evidentemente ti sei perso che ti mandiamo. A fine corso ti manderemo una mail in cui ti certifichiamo che hai partecipato al corso. In quella mail ti metteremo i link dei film, così se ne hai perso qualcuno te li puoi rivedere. Poi Nicola mi dice, in un box docce è meglio dargli 2 mani di pervetro oppure ne basta una? Con una mano tu il problema l'hai risolto, con 2 mani è più bello, quindi è a te la scelta, ma sul piano tecnico una mano basta e avanza. Su una parete di pietra spaccata si può dare ipervetro o bisogna trattarla con altro materiale? Adesso andando avanti ti spieghiamo, stai online. Massimo Rizzi dice, per fare la venatura usate i vostri coloranti, cioè gioia, e quanto va diluito. Allora Massimo, tu stai parlando di Estasi. Estasi devi guardare il video che ti ripeto, ti mandiamo, c'è un corso che abbiamo fatto, direi 1 mese fa, 2 mesi fa, c'era qua Massimo Gallo, eravamo tutti qua, un corso molto bello. Te lo mandiamo con un link. Come risolvere il problema dei puntini? Con i pervetri diventano più scuri. Non c'è soluzione. Quindi con vetro come diamo adesso,
il problema è risolto, ma certo se lasciate degli spazi vuoti vedremo queste macchiette. Ripeto, sulle tinte chiare bisogna stare molto attenti. Diciamo che prima magari di dare ipervetro bagni il muro, se vedi che lì assorbe ancora, fai una prova, bagni il muro, se vedi che assorbe ancora, lì devi ancora dargli un po' di vetro per chiudere quei buchini, se no quando dai ipervetro quel buchino lì lo rileverai. Dopo quanto tempo può essere usato ipervetro dopo una doccia? Io aspetterei una decina di giorni per essere proprio a posto. La cera d'api si può applicare meccanicamente? No, è facilissimo così. Se vuoi lucidarla dopo con trattorello puoi farlo. Quale protegge di più? Vetro o cera? Sono due cose completamente diverse. Vetro fa una pellicola, quindi diventa completamente lavabile. La cera invece non fa pellicola, è totalmente naturale e resta traspirante, quindi sicuramente protegge di più il vetro, ma la cera è bellissima. Vincenzo ha già risposto. Vanno diluiti? No. Quando un corso sugli angoli interni e esterni, interessante, ci penseremo. La cera d'api va bene anche per la doccia? No, perché se tu bagni la cera vedrai che un pochino assorbe, poi te lo ributta, ma nella doccia proprio no. Puoi farlo in tutto il bagno, ma dentro nella doccia devi proteggerlo meglio. Cera su Gioia? Assolutamente no, non ha senso perché Gioia è completamente impenetrabile. La cera va sui prodotti naturali a calce, quindi istinto. Ma adesso vi faccio vedere tutto. Poi i link ve li mandiamo con la prossima mail. Sì. Sul piatto doccia come sigillo ti sei perso il corso di settimana scorsa, la trovi sul link. Il silicone, abbiamo un silicone nuovo, stai lì, non ti muovere, che non è un silicone ma è un sigillante. Questo l'abbiamo presentato settimana scorsa, lo trovi nei video. In una doccia, considerando la coesione del tempo dovuta a shampoo e bagno schiuma, consigliate di passare la finitura ogni tot anni. Ipervetro assolutamente no, anche vetro no, però diciamo che male non gli farebbe, insomma. Differenza tra cera del vecchio e cera d'api, l'ho detto prima, cioè la cera del vecchio contiene un po' di sapone, qui il sapone l'abbiamo tolto, è totalmente cera d'api e più pura. Prima di realizzare le venature, consigliare di dare un'applicazione di vetro, così un eventuale errore o una venatura che non piace si può correggere. Questo è un ottimo consiglio che è apprezzabile. Quindi Salvatore dice: ho fatto la mia prima applicazione di istinto con le venature grandi, poi vado col pennellino, se io do una manina di vetro prima che non fa più assorbire il prodotto, poi posso fare delle correzioni. È normale che istinto in fase di lisciatura lasci alcune bucare? Sì, certamente può succedere. La cera liquida va bene su spatola stucchi, adesso ti facciamo vedere. Va bene, andiamo un po' avanti, se no dopo vi riprendo sulle domande. Faccio una lucidatura. Esatto, via, al pannello. Dagli una botta. Esatto, quindi semplice panno in cotone, olio di gomito e si ottiene questa lucidatura. E a questo punto manteniamo un'idrorepellenza. Allora, a questo punto il discorso di estasi ve l'ho raccontato. Qui abbiamo le 3 finiture che noi consigliamo, quindi la più naturale, cera d'api, ipervetro per un effetto spettacolare specchioso e vetro satinato per chi invece vuole un effetto appunto non lucido, perché oggi c'è questa richiesta
di non lucido, il vetro opaco è molto opaco, questa è una via di mezzo che secondo me soddisfa meglio tutte le esigenze. A questo punto io guarderei una tabellina che fa il riassunto di quello che abbiamo visto. Vediamo se ce l'abbiamo. Eccola qua. Allora, tu mi riprendi, io vedo qua. Quindi facciamo la sintesi. Estasi di marmo. Estasi di marmo può essere fatto con cera d'api, con vetro satinato puro, con vetro satinato puro a rifiuto, usando il nostro pennello, e poi dopo, quando questo è bello asciutto, gli possiamo dare sopra ipervetro. E qui abbiamo chiuso la parentesi di ipermarmo, scusami, di estasi di marmo. Se mi ridai un attimo le domande e passiamo ad altro. Ipervetro sì, è durissimo, non le martellate, ma Vincenzo, ipervetro è molto dura. Poi, no, qui abbiamo già risposto a tutto. Si può passare solo vetro lucido? Sì, anche vetro lucido nel box, dai 3 mani, vai tranquillo nel box doccia. I corsi, l'ho già detto, ve li rifacciamo vedere. I miei clienti, appena faccio vedere esteri, dice Giorgio, restano ipnotizzati. Questo effetto ci distingue. Vabbè, questo dobbiamo ringraziare Massimo Gallo che ci ha insegnato e che ci insegna. Poi per vetro i buchi sono stupendi. Allora, attenzione, poi adesso, grazie Emilio. Noi adesso stiamo cercando, perché vi dico sempre i pittori che non amano le regole, perché io vi dico le regole, poi voi dovete sperimentare, fare la vostra strada. Adesso Emilio mi sta dicendo che ha fatto questa pietra spaccata, poi ha messo ipervetro e sono venuti fuori questi buchini di ipervetro che penetra, e dice sono stupendi. Quindi il problema è poi quello che la cosa va raccontata al cliente nel modo corretto. Allora, il vetro è spettacolare ma costa tantissimo, difatti vi ho suggerito la cera del vecchio, perché la cera d'api, perché costa molto meno. Allora, andiamo avanti. Quindi vi ho fatto la sintesi del primo pezzo, abbiamo parlato delle finiture di estasi di marmo, adesso vi parlo invece dell'utilizzo di vetro satinato su altri prodotti. Quindi Paolo ha fatto un change, ha cambiato la scenografia, giusto? E abbiamo qua il nostro muro naturale. Bellissimo, qui c'è il plus dentro, e questo prodotto finito con cera per me è spettacolare, però con vetro satinato è anche bellissimo e anche molto protetto. Facci vedere come lo andrai ad applicare. Io qui in questo caso, anziché andare a lavorare con il pennello, lavoro con il rullo. Lavoro con un rullo pelo corto Moer, quindi quelli che solitamente utilizzate per gli smalti, lo scarico, e anche qui molto rapidamente fai questo movimento dal basso verso l'alto. In questo caso fai penetrare il prodotto nella parete, quello che basta ovviamente per poi lasciarlo in questo modo. Quindi applico con il rullo a pelo corto Moer quando ovviamente so che questa sarà l'ultima fase di lavoro, cioè la finitura finale richiesta dal cliente. L'aspetto del prodotto cambierà, da questa finitura lucida si trasformerà in una finitura satinata molto bella, ma soprattutto molto bella al tatto. Una o due mani. Sicuramente il giorno dopo, dando una seconda mano, si otterrà maggior protezione. Il lavoro che andrò a fare sarà sempre
lo stesso. Mi raccomando, il rullo che va utilizzato, un rullo a pelo corto moer, cioè quelli che utilizzate solitamente per gli smalti, in modo che non rimangono assolutamente nessun tipo di bucciatura. Anche qua insisto fino a quando vedo che ho il rifiuto del materiale. Ovviamente io qua utilizzo un rullettino piccolino, esistono anche di fabbricazione più grossa, quindi un pannello è semplice farlo anche con questo rulletto piccolo. Stop. Allora, quindi qui perché abbiamo dato vetro satinato? Perché su questa finitura molto assorbente, ripeto, la cera è la soluzione corretta, ma possiamo avere la necessità di dare maggiore protezione, o abbiamo sempre qualcuno che vuole fare il box doccia, 2 mani di questo bel vetro satinato e abbiamo un effetto stupendo, bellissimo al tatto. Facciamolo vedere, qui ce l'abbiamo finito. Questo è finito, c'ha un touch meraviglioso ed è molto molto semplice da fare. Allora, più o meno ipervetro quanti anni può durare? Ipervetro è eterno. Che prezzo fare al metro per ipermarmo? Un leasing o un mutuo va benissimo. Dopo un anno, certo, dopo un anno puoi ripassare se vuoi vetro, puoi mettere un vetro diverso direttamente anche senza carteggiare. Quanto tempo tra una mano e l'altra lascialo asciugare? Un giorno. Ecco, Edilio dice, scusate la mia ignoranza, figurati. Certo, puoi fare vetro satinato, ipervetro e poi vetro satinato, quindi fai un mutuo e un leasing insieme e hai risolto il problema, perché ovviamente sarà un po' caro. Ma direi che se vuoi fare un effetto satinato, io l'ho fatto vedere nel pannello di là, si può fare ovviamente, però se vuoi un effetto satinato, dai anche nel box doccia 3 belle manine di 2 mani, 3 mani di vetro satinato, sei già belle che a posto. Per un retro cucina va bene, ecco qua, retro cucina, qui possiamo avere l'olio bollente, l'acqua bollente. Io ho visto, c'è tanta gente, lo vedo sempre sul nostro gruppo, c'è tanta gente che mette vetro e va benissimo. Retro cucina, io personalmente dico la mia, ma ripeto, poi voi la sapete meglio di me, ipervetro secondo me è più adatto. Vetro satinato si può dare ad airless? Se ci riesci, sì, sicuramente sì. Allora, perfetto. Allora, questo l'abbiamo visto. Adesso facciamo un'altra presentazione, sempre del vetro satinato. A questo punto su un altro prodotto che merita vetro satinato, che è il cemento. Perché merita? Perché un cemento lucido non ci piace. Un cemento opaco anche non ci piace, allora ci vuole in questo caso il vetro satinato o, lo dico sempre, la cera per avere un effetto naturale. Però essendo un po' un effetto industriale, post-industriale, il vetro satinato qui, come direbbe il nostro ex ministro dei lavori pubblici, ci azzecca. Identica cosa, quindi prendo il mio rullo, lo intingo e non faccio nient'altro che stenderlo sulla superficie, sempre utilizzando questo movimento dal basso verso l'alto. Questa leggera patina bianca, come vi dicevo prima, poi scomparirà totalmente. Anche qua una mano è sufficiente, se poi uno vuole avere maggiore protezione, sicuramente una seconda mano non gli fa male. Dalla il giorno dopo, in modo tale che riuscite a creare questo, diciamo, questo strato di vetro satinato che ti isola da quello che c'è sotto e quindi farà scivolare poi l'acqua.
e giù. Come vedete questo bianco viene totalmente assorbito dalla parete. Anche qua, come diciamo sempre, sembra quasi che ti chiama il prodotto, quindi sicuramente i tuoi occhi lo vedranno, quindi la sensazione che proverai quando lo stendi è quella che ti chiama a ricevere il materiale. Dice giustamente, ma con il rullo non si vedono le righe? Allora, quando asciuga non vedrai assolutamente nulla, e se per righe intendi che restano delle aree dove non è penetrato, perché avete visto che ci sono dei buchini magari che non sono completamente chiusi, quelli lì, se avete proprio bisogno, perché è un box doccia, andrete a chiuderli con un pennellino. Però qui stiamo parlando di una finitura che non deve andare, quindi non è che dobbiamo parlare sempre di box doccia, perché fortunatamente ci sono tante pareti in casa, negli uffici e negli appartamenti, quindi nel caso del box doccia, certo, dobbiamo andare a riempire completamente, ma normalmente diamo una mano di questo vetro satinato e abbiamo subito un effetto favoloso alla vista e anche al tatto. Lesioni strutturali, beh, quello è parte di un altro argomento. Inglobare col rullo no, esattamente, quindi quello che bisogna stare attenti col pennello a non sfregare tanto, perché sennò inglobare col rullo questa cosa non succede mai. Si può dare a pennello certamente, l'unica accortezza di non sfregare, come diciamo, perché in quel caso fa una sorta di emulsione, la resina emulsiona un pochino, potrebbe fare delle piccole bolle d'aria bianca che è meglio evitare. Quindi se lo dai a pennello, dallo abbondante. Bene, quindi abbiamo concluso anche questa sezione e abbiamo un'altra sintesi da fare. Allora, qui facciamo la sintesi, quindi quando abbiamo muro naturale, pietra levigata, cemento naturale e pietra contemporanea, la finitura giusta è la cera d'api, il vetro satinato puro dato a rullo per resine. Non è adatto a ipervetro. Cosa vuol dire non è adatto a ipervetro? Molti l'hanno fatto e si può fare, ma noi con l'esperienza di questi oramai 3 anni di ipervetro lo sconsigliamo perché è un'operazione un po' complicata. Quindi diamo con questo sviluppo che stiamo dando oggi, diamo questa indicazione. L'abbiamo già detto altrimenti, ma stasera facciamo una sintesi. Quindi con queste finiture quello che noi suggeriamo è cera d'api e vetro satinato puro. Bene, a questo punto andiamo avanti e cosa vediamo? Pietra zen, ok? Qui entriamo in un altro capitolo, no? Allora, abbiamo dato pietra zen colorato, ok? Non con gioia, perché se l'avessimo dato con gioia gli possiamo andare sopra con tutto quello che vogliamo. Ma avendo dato istinto colorato, che è molto assorbente, allora anche qua la finitura con vetro satinato è perfetto, perché è molto liquido, si stende bene, entra dentro in tutti i buchini e poi c'è questo touch meraviglioso. Facci vedere. Quindi, come diceva Giorgio, in questo caso rispetto a quello che ho fatto col muro naturale, utilizzo il pennello.
intingo il pennello e vado anche qua a seguire il disegno facendo in modo che il vetro satinato penetri all'interno della spaccatura della pietra zen, perché è quello che poi fondamentalmente mi interessa di coprire, è proprio la parte porosa dell'effetto zen. Anche qui sicuramente il consiglio di dare una seconda mano, soprattutto se state facendo il prodotto in quelle zone dove richiede maggior lavabilità, la seconda mano la date il giorno successivo. Quindi, come vedete, il prodotto liquido riesce a penetrare perfettamente in tutti questi incassi. Anche qua, se vedete qualcosina di bianco, poi sparirà completamente. A livello di lavoro è semplice. Diciamo che una volta che hai creato l'effetto zen, il 99% del lavoro lo hai ultimato. Non che devi correre in stesura, ci devi dedicare del tempo, ma è un tempo molto breve che vi farà fare molti metri quadri sicuramente in un giorno e portare a casa la cosiddetta pagnotta. Fatto questo, ovviamente aspetto che il prodotto asciuga per potergli dare eventualmente una seconda mano. Se per esempio la parete è una parete di una sala, una mano potrebbe essere già più che sufficiente. Come vedete, tutta la stesura del prodotto è quasi stata assorbita dal prodotto, lasciando poi ovviamente un effetto satinato molto molto bello e molto attuale. Allora, intanto ribadisco, quando applicate vetro datelo abbondante, come ho detto prima, col pennello, perché in questo caso ci vuole il pennello ovviamente, perché per entrare dentro nelle fessure è indispensabile il pennello. Prima vi abbiamo fatto vedere con un rullo, potevamo usare il pennello, ma col rullo è ovviamente più semplice. In questo caso il pennello è obbligatorio perché bisogna entrare dentro nei buchini. Lo vedete, è già molto bello di suo. Veniamo alle domande. Qui c'è Vincenzo che ha avuto un problema e se l'è risolto, bravo. Gaetano dice, se voglio colorare vetro per dare un'invecchiatura su zen, posso farlo? Certo, questo è pittore che non ama le regole, bravo. Nicola invece ha bisogno di fare un corso su applicare pietra zen. Dalla prossima settimana inaugureremo una nuova linea di corsi per spiegare le cose semplici, quindi faremo dei corsi di base. Questi eventi che abbiamo fatto fino ad oggi sono corsi avanzati, una sorta di accademia, un'università. Adesso, dalla prossima settimana, inizieremo invece dei corsi per persone che ancora non hanno fatto esperienza con quello specifico. Magari una brava fa la pietra spaccata, ma non ha mai fatto lo zen, facciamo un corso apposta per spiegare le cose semplici di zen. Se si va con gioia, adesso su istinto colorato si può fare, ma non ha molto senso. Una volta che hai dato gioia sei a posto. Con istinto colorato con tinte forti in fase di lisciatura cambia la tonalità? No. Vincenzo mi ha chiesto questo. Giorgio? Ah sì, lui sta spiegando i trucchi per fare le righe dritte di zen. Usa una livella, insomma comunque te la facciamo vedere. Allora, Michele Maccarone invece dice abbiamo un pennello per vetro chiamato PE3. Va bene lo stesso? Sì, mi hai anticipato. Adesso ti faccio vedere una tabella riassuntiva, appena è pronta. Eccola qua. Allora, adesso io ti ho fatto vedere pietra zen senza gioia. Quindi abbiamo istinto colorato che assorbe molto, perché non c'è gioia. Allo stesso tempo pietra spaccata, bambù, pietra intagliata, pelle d'elefante, pietra vissuta. Se non c'è gioia, queste sono le finiture che suggeriamo. Cera d'api per un effetto
traspirante. Vetro satinato puro con i nostri pennelli per dare la resistenza e l'idrorepellenza all'acqua o la protezione, perché, ripeto, non dobbiamo sempre pensare solo ai box doccia. Voglio fare il retro di un letto e lo voglio proteggere, lo proteggo con vetro satinato, perfetto, o con cera d'api. Non adatto a ipervetro. Perché non adatto a ipervetro? Perché quei buchini lì di pietra zen non andremo mai a riempirli neanche con vetro satinato, quindi resterà sempre un pochino il problema di quelle famose macchiette. Poi, so per certo, qualcuno l'ha fatto, so per certo che a qualcuno è piaciuto tantissimo, quindi potete contraddirmi quando volete, non mi offendo assolutamente. Queste sono le indicazioni per rendervi la vita un pochino più semplice, più protetta. Passiamo ad un punto successivo. Qui abbiamo voluto rispondere a un'altra domanda che ci è venuta nei giorni scorsi. Qui abbiamo un bellissimo pannello di spatola stucchi Highlight, che è una finitura meravigliosa e facilissima. Questa qua naturalmente di suo deve essere finita con la cera. Ma qualcuno dice, sì, ma la voglio proteggere con vetro. Fino ad oggi abbiamo sempre detto no, perché vetro comunque lasciava sempre dei segni col pennello, sia lucido che l'opaco. Con vetro satinato e il rullino Paolo ci fa vedere. Allora, qui, come ha appena spiegato Giorgio, prodotto per eccellenza, spatola stucchi in versione highlight, prodotto di finitura lucida e liscia, ovviamente in questo caso totalmente traspirante. Io in tanti anni che sono andato in giro a fare le dimostrazioni, una delle cose che vi sentivo sempre dire è: ma non esiste uno spatola stucchi opaco, satinato, per forza lucido. Con questo vetro satinato dato a rullo, in questo modo riusciamo a cambiare l'aspetto del prodotto e accontentare tutta quella fascia di mercato che magari non vuole più avere questo aspetto meraviglioso lucido, ma vuole avere un aspetto più opaco, in questo caso ovviamente satinato. Il vetro satinato dato con questo rullo a pelo corto Moer è la soluzione per accontentare appunto questa fascia di clientela. Stessa identica lavorazione dal basso verso l'alto. Tutti questi segni di lavorazione andranno completamente a sparire. Io ovviamente, per farvi vedere poi il prodotto asciutto, abbiamo già preparato un pannello ieri in modo tale da potervi far vedere la finitura una volta finita la stesura. Quindi rullo a pelo corto dal basso verso l'alto in maniera molto semplice, quindi non andrà neanche ad aumentare il denaro di manodopera per quanto riguarda proprio la posa del lavoro, perché penso che in una ventina di minuti riuscite a uniformare tranquillamente la vostra parete di 12 metri quadri. Ovviamente un'altra cosa da tenere bene da conto è che la tinta diventerà leggermente più scura, come quando date la cera, che aumenta di quel 10%, e a lavoro finito guardate che bello. Questo è spatola stucchi. Questo andiamo a rispondere a quello che ha detto Paolo, no? Da anni ci chiedono questo spatola stucchi opaco. Noi abbiamo sempre litigato un po' con questo concetto, perché ovviamente lo spatola stucchi per noi è un prodotto da sempre lucido, bello per la sua naturale lucentezza. Però ci siamo rassegnati un po' a questo desiderio di opacità, in questo modo semplicissimo, con questo prodotto che, essendo molto liquido, viene assorbito e mi lascia i disegni dello stucco, ma completamente opaco,
e bello al tatto. Questo l'abbiamo fatto ieri e perfetto. Allora, Roberto dice bello, ma la bellezza in spatola, la lucentezza naturale. Vero? Verissimo. Come si comporta con le giunte non si vedono. Poi Vito mi chiede una sintesi, adesso a fine riunione ti facciamo una bella sintesi di tutto, così ti aiutiamo a ricordare quello che abbiamo detto oggi. Allora, tanto per cominciare ti faccio una pre-sintesi e ti faccio vedere questo riquadro che ti spiega che spatola stucchi, la sua fine naturale è la cera d'api, il vetro satinato puro è la novità di oggi per chi lo vuole opaco e per chi lo vuole, scusa, opaco, satinato e per chi lo vuole protetto, non è adatto a ipervetro. Anche qua, solita storia, non è adatto a ipervetro, è il nostro consiglio, so che qualcuno l'ha fatto, qualcuno va bene, le vostre esperienze mi arricchiscono, ma io vi do il mio suggerimento. Vediamo se c'è qualche domanda. Allora, si può dare vetro satinato sopra cera del vecchio o no? Sopra cera del vecchio la cera ha questa prerogativa, non gli attacca sopra nulla, quindi devi toglierla e poi dopo puoi andare sopra. Bene, allora, anche questo l'abbiamo fatto e adesso andiamo a vedere invece le lavorazioni più classiche, giusto? Quindi, come ci comportiamo con nostra pietra spaccata con gioia e come ci comportiamo con la pietra spaccata con bambù. E adesso Paolo ci fa vedere. Allora Giorgio, accontentiamo per chi mi vuole vedere lavorare con il P4, che è l'altro pennello che abbiamo P3, scusatemi, che abbiamo utilizzato per poter dare il vetro. Pietra spaccata la finiremo con vetro lucido. Questo prodotto è già pronto all'uso, non deve essere diluito proprio perché siamo sul prodotto gioia. Dopodiché, pennello in maniera molto semplice andiamo a stenderlo in questo modo. La finitura non sarà più così luminosa, ma aumenterà proprio questo aspetto di lucidità. Quindi la parola proprio stessa che il vetro lucido ha proprio questa caratteristica di aumentare la sua lucidità, oltre che a dare un'ottima protezione. Anche qui, come per quanto riguarda il vetro satinato, una mano è sufficiente. Poi se avete necessità di rendere la parete super lavabile, sicuramente la seconda mano vi aiuterà a ulteriormente chiudere del tutto le assorbenze del prodotto. Anche qui, altra cosa che faccio sempre è seguo sempre la stesura del disegno che in questo caso rappresenta la pietra spaccata. Cerco di non lasciare troppo eccedenze all'interno dei buchi, tanto col pennellino riesco perfettamente a uniformarle, quindi a renderle in qualche modo non assorbenti. La tinta non si altera semplicemente la lucidità della pietra spaccata. E anche questo lo abbiamo completato. Ecco, quindi vi ricordo, questo è alle origini di pietra spaccata, vetro lucido, perché? Perché andiamo a evidenziare la venatura, cioè con vetro lucido, mentre non so, con
muro naturale, ci sta benissimo il satinato, con la pietra spaccata il vetro lucido è perfetto. Quindi quando è nata la pietra spaccata abbiamo fatto il vetro lucido. Poi dopo, a gentile richiesta, abbiamo fatto anche l'opaco e adesso abbiamo fatto il satinato. Ma il satinato, ripeto, casca perfetto su quei prodotti lisci, quindi abbiamo visto prima muro naturale, pietra levigata, mentre sui prodotti lavorati, soprattutto con gioia, mettere il vetro lucido evidenzia le caratteristiche di perlescenza di gioia. Quindi in questo caso il lucido ci sta a fagiolo, come d'altra parte ci sta anche a fagiolo ipervetro, cioè se vuoi un effetto spettacolare, al di là della resistenza, ma proprio l'effetto spettacolare di vedere, dove sei? Ecco, ho fatto un giro di danza, di vedere questo, questa pietra sotto vetro, mettiamo a ipervetro. Vediamo. Se possibile, se vabbè, i link l'abbiamo detto, vi arrivano con la mail, attaccature che si vedono tra le giunzioni, in questo caso vai, segui l'onda di pietra spaccata, quindi anche se ci fosse un segno non si vede. Puoi scorrere le domande, per favore? Ma qui si può passare ipervetro, certamente. Tu poi con ipervetro su gioia puoi andare liberamente. Ecco, dopo aver passato il vetro satinato sul muro naturale, posso andare con ipervetro. Allora, nella tabella di prima ho detto che è meglio di no. Però, naturalmente, giuro che non si possa fare. Sono sicuro che molti di voi direbbero di sì. Posso usare la cera su pietra spaccata? Sì. Fabio, la puoi usare, ma non sei dato gioia. Se hai dato gioia, non serve. Gennaro, ci fai i complimenti, grazie Gennaro, sono sempre ben accetti. Allora, qua siamo arrivati, adesso facciamo vedere l'opaco, giusto? Allora, siccome per completezza di informazione, qui abbiamo fatto vedere il lucido, come vi ho detto prima, a gentile richiesta ci hanno chiesto negli anni l'opaco, qui abbiamo un bellissimo pannello fatto con bambù, con sopra gioia, quindi è madreperla, poi arriva l'architetto e dice no, ma cos'è questo lucido? Io lo voglio opaco e noi tac, tiriamo fuori il nostro vetro opaco. Non va diluito in questo caso. Pennello, e anche qua ancora più semplice rispetto alla pietra spaccata. Sicuramente il pennello vi aiuta proprio a far penetrare bene il vetro opaco nelle fessure più porose, mentre la parte liscia viene già quasi saturata con una mano. E anche qui stesso discorso, una mano se siete contenti, se volete dare più lavabilità, quindi maggior protezione, il giorno dopo una seconda mano sempre allo stesso modo e avete maggior protezione. Movimento dal basso verso l'alto. Inizialmente lo potreste vedere lucido, ma poi magicamente tirerà fuori questo aspetto completamente opaco, spegnendo tantissimo in questo caso l'effetto che ha dato il gioia sotto. Quindi un'altra soluzione in più nelle vostre mani da poter presentare ai vostri clienti finali. Anche qua tempo di lavoro veramente molto rapido, quindi anche a livelli di lavori siete sempre lavori molto veloci e rapidi, non da fare di fretta, ma sicuramente che ti fanno camminare molto molto bene. Yes. Allora, questo naturalmente non so se riusciremo a vederlo opaco, se ci riusciamo poi ve lo facciamo vedere.
Walter mi chiede perché non usa il pennello più grande, e questo dipende, puoi usare quello più grande, quello più piccolo, dipende da te, quindi abbiamo voluto far vedere che si può usare sia una che l'altra. Adesso facciamo un'altra piccola sintesi su questo specifico, questa specifica procedura. Quindi qui abbiamo, vediamo se mi riprendi qua che lo faccio, che lo leggo, no? Sì, pietra spaccata, zen, bambù, intagliata per elefante vissuta con gioia, ok? Non è adatto a cera d'api, perché? Perché gioia è già chiuso, quindi non penetra niente, la cera d'api non farebbe nessun effetto. È adattissimo a vetro satinato, vetro lucido o opaco, pennello piccolo o grande o simili come volete, oppure direttamente con ipervetro. Quindi su istinto con gioia potete andare direttamente con ipervetro, che se avete dato bene gioia sotto, attenzione, dovete aver riempito tutti i buchini con gioia, e vedrete che va tutto bene e non avrete nessun problema con ipervetro. Bene, adesso abbiamo un'ultima tabella da vedere, giusto? Qui non vi facciamo vedere niente perché è troppo semplice, facciamo anche qua un ripassino. Gioia, oro, white pen, via latte, minimal, tutti i prodotti acrilici non sono adatti alla cera d'api, sono adattissimi se volete maggiore protezione o se ne volete cambiare l'aspetto, quindi lo volete più satinato, lo volete più lucido o lo volete più opaco, vi andate direttamente con vetro. Oppure volete metterlo sotto ipervetro, andate direttamente senza nessun problema con ipervetro su tutti i prodotti acrilici, perché sono già chiusi, cioè non hanno assorbenza. Ok, allora abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo fatto un bel punto, dopo oramai 10 anni che raccontiamo la storia di Istinto, siamo cresciuti insieme, abbiamo sviluppato le varie finiture, vetro, vetro opaco, ipervetro, vetro satinato, perché evidentemente il prodotto cresce, c'è questa necessità, e io lo dico sempre, il bello di questo prodotto è che è aperto, quindi voi potete fare con questo prodotto quello che volete, sia in termini di disegni, sia in termini di finitura, perché potete usare la gioia, quindi un prodotto madreperla che ne evidenzia i disegni, oppure no, usate la cera, e poi dopo sopra potete finire lucido, opaco, ora satinato o ipervetro. Quindi è un prodotto con cui potete fare tutto. Adesso vi faccio vedere un ultimo riepilogo che spero chiarisca tutti i dubbi a riguardo, perché lo scopo di questo incontro, appunto, oltre che presentare vetro satinato, è quello di fare un po' di chiarezza sulle finiture. Vediamo questo, non è questo, è questa, eccola qua. Allora, qui abbiamo fatto un riepilogo, quindi uso questo per indicare. Quindi estasi di marmo, facciamo la sommatoria di quello che abbiamo visto. Estasi di marmo vuole la cera d'api, il vetro satinato puro. Se volete mettere ipervetro, dovete prima prepararlo con vetro satinato puro a pennello a rifiuto, cioè dovete creare una base per far sì che ipervetro non macchi. Spatola stucchi vuole la cera d'api, lo sappiamo, la sua morte. Poi per chi lo vuole opaco, la novità di stasera, il vetro satinato puro, sempre dato a rullo. Spatola stucchi per noi non è adatto a ipervetro. Poi qui abbiamo tutti i prodotti di Istinto lisci, quindi muro naturale, pietra lavigata, contemporanea e cemento. Sicuramente la cera, bellissima sempre,
Il vetro satinato puro, ancora una volta, per quelli che vogliono un effetto satinato o vogliono una specifica protezione. Noi diciamo non è adatto ai per vetro perché andiamo a cercarci delle rogne, diciamo, dalle nostre parti. Quindi si può farne a meno, si consiglia al cliente un'altra soluzione. Poi abbiamo il nostro istinto senza gioia, quindi pietra spaccata, zen, bambù, intagliata, elefante, vissuta, senza gioia, gli mettiamo la cera, prodotto traspirantissimo, il vetro satinato puro, che abbiamo visto oggi, è facilissimo, non adatto a ipervetro. Quindi qui vi stiamo dando una traccia per rendervi la vita semplice. Poi abbiamo sempre il nostro istinto, quindi pietra spaccata, zen, bambù, intagliata, elefante vissuto, eccetera, con gioia. Quindi se io ho istinto e gli metto sopra gioia, me lo chiude e posso andare sopra con quello che voglio. Non con cera d'api perché non serve, ma con vetro satinato lucido opaco direttamente, senza diluirlo a questo punto, con i nostri pennelli. E se voglio mettere ipervetro, dopo che ho messo gioia, posso mettere direttamente ipervetro. Ribadisco, tutti gli acrilici Gioia, Orway, Pendia, Latte Minimal, non serve la cera, vetro satinato lucido opaco quando volete, come volete, e andate direttamente con ipervetro. Qui abbiamo fatto un bel ripassone, un sacco di ragionamenti li abbiamo condensati per rendervi la vita semplice. Adesso vedo se c'è ancora qualche domanda. Vincenzo mi dice grazie della puntata. Poi come Beautiful arriveremo a 5.000, quindi state tranquilli. I video li vedrete, tutti mi chiedono il video dei corsi. Adesso quando finiamo, raggruppiamo i dati di stasera, tipo martedì, vi mandiamo una mail, la solita mail di certificazione della vostra presenza a questo corso. Dentro nella mail ci sono tutti i link che vi servono per avere i riferimenti di quello che abbiamo detto oggi, incluso questa tabellina, quindi questa tabellina io ve la mando, così voi ce l'avete lì stampata e se avete un dubbio ve lo andate a guardare. Si può avere un PDF? Esatto, guarda, me la chiede Giacomo, mi ha appena chiesto, io ho già risposto. Emil, ho fatto Muro Plus con vetro lucido diluito e poi 2 mani di ipervetro, top. Avete visto? Io ho detto una cosa, subito i pittori che non amano la regole mi hanno superato. Ma io vi amo per questo, quindi va benissimo così. Giorgio Seminara vuole le polo nere e lì dobbiamo aspettare che i cinesi si riprendano un attimo. No, non voglio più comprare dai cinesi, ragazzi, mi dispiace, ma ci dobbiamo organizzare in un altro modo. Walter mi ringrazia per la camicia, effettivamente sì, anch'io la amo, mi piace molto. Quando tornerete a fare i corsi dal vivo, Giuseppe, non dipende da noi, c'è una situazione in giro che non è piacevolissima, ma noi non ci fermiamo, anzi approfittiamo, come ti ho detto, oltre a fare questi bellissimi corsi che non avremmo potuto fare con i corsi dal vivo, perché attenzione, noi qui facciamo vedere delle cose che dal vivo non riusciremo mai a raccontare con questa completezza, con questa sintesi. Adesso, ripeto, da venerdì prossimo, tra domani lo lanciamo, partiamo con i corsi di base, quindi facciamo un altro ragionamento, cioè andiamo a prendere prodotto per prodotto e vi spieghiamo le cose piano piano. Quindi, naturalmente, quelli che sanno fare, come spesso voi, tutto, non venite a vedere come si fa la pietra spaccata. Ma siccome c'è gente che magari ha fatto sempre zen, o magari ha fatto lo spatola stucchi, vuole imparare a fare la pietra spaccata, noi facciamo un corso impacchettato apposta per pietra spaccata. Poi vediamo ancora qualche domanda. Mi dicono che le magliette arrivano dalla Turchia, ma non è che a farle arrivare dalla Turchia sono più contento. Io vorrei farle fare in Italia, non lo so. Sono un po' romantico, ma che vi devo dire. Nicola è molto contento, grazie. Grazie dei complimenti. È sempre bello riceverli. Vincenzo aspetta Marmorino 2020. Sì,
Marmorini 2020, e direi che probabilmente tra 15 giorni avremo delle novità. Allora, ultima domanda tecnica. Su spazzastucchi in mano di vetro diluito e poi dato ipervetro spettacolo. Vincenzo, anche tu, grazie per contraddirmi. Pittori che non amano le regole, va benissimo. Io vi racconto la mia storia, vi do le mie regole, fate il contrario. Basta che siete contenti. Quando non siete contenti, però comunque venite da noi, perché noi siamo qua per darvi risposte. Quindi se avete un problema che non riuscite a risolverlo, anche se siete andati contro le nostre regole, chiamateci, perché una mano ve la possiamo sempre dare. Bene, allora, che dire? A questo punto possiamo guardare le ore, sono le 8, un'ora e mezza di intenso lavoro. Questo video comunque, ripeto, lo teniamo e lo daremo a vostra disposizione con questo link che vi mandiamo settimana avventura. A questo punto venerdì sera andate a farvi uno spritz, io a metà me lo sono fatto, Parliamo di 100 ore di rimaste, quindi se non valuto dirigente conosco da 20 anni. subito la Lilian, che vedo prima